Il progetto ha un budget complessivo di 905.000 euro e è ripartito per 500.000 euro al leader partner, 250 circa al TESAF, all'Università di Padova, il secondo partner di progetto, e 150.000 circa al terzo partner di progetto, che è la Camera di Commercio del Tirolo. Ha una durata temporale di 30 mesi, è iniziato nel giugno del 2018 e quindi andrà a termine nel dicembre del 2020. Gli obiettivi sono molteplici, afferiscono a 2 pacchetti di lavoro, il terzo e il quarto. Nel terzo appunto si vuole trovare degli nuovi strumenti per valorizzare la biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri, perché fa riferimento a un progetto, a un programma Interreg Italia-Austria, e quindi vorremmo trovare degli indicatori, una metodologia speditiva che supporti, che sostenga, che riesca a dare un qualche cosa in più al legname come prodotto della foresta proveniente da boschi ricchi di biodiversità. Il progetto nasce infatti nell'area, le sue origini sono proprio nell'area di Ampezzo, in comune di Ampezzo, provincia di Udine, dove un'idea di valorizzare l'abete bianco, legname a torto un pochino trascurato per le caratteristiche tecnologiche, invece che ultimamente si sta cercando proprio di valorizzare per le caratteristiche interessanti che riveste, si cercava di trovare un qualche cosa che potesse aiutare appunto a promuovere e a valorizzarne sul mercato il valore e la qualità. Da lì poi, per una serie di fattori e di valutazioni, abbiamo esportato o importato le idee in area veneta, e si è sviluppato questo progetto che mantiene di fatto le stesse prerogative. Vorrebbe alla fine uscire anche oltre che con un sistema di indicatori molto speditivo, anche con uno standard di certificazione di questo prodotto legnoso. Il secondo gruppo di lavoro che ha l'obiettivo principale del progetto è quello di valutare dei sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici legati a valori culturali, ricreativi, ma anche ai prodotti principali del bosco, quali il legname e la legna da ardere.